La campagna Ripartiamo insieme, finalizzata alla promozione degli eventi organizzati sui territori, ha il duplice scopo di promuovere le tematiche trattate dall'ENAC e di rilanciare al contempo le attività delle singole associazioni. All'interno della stessa nasce il progetto Licata Rivive 2021, che parte con il primo torneo provinciale di basket. L'evento è rivolto a tutti i tesserati della Multiservice Grazia di Caro, con lo scopo sia di consentire a molti giovani di riprendere l'attività sportiva e sia di consentire una raccolta di fondi da destinare alle associazioni presenti sul territorio di Licata che hanno effettuato e aderito al progetto di beneficenza fatto dal delegato provinciale dell'ENAC, Ente Nazionale Attività Culturali di Agrigento, Salvo Amato, e controfirmato dal direttivo della Multiservice capeggiata dalla presidentessa Giusy Amato. L'evento si terrà dal 2 al 7 agosto presso l'Istituto Comprensivo Marconi a Licata ed è il primo evento Covid-free della nostra provincia. Infatti, per assistere alle gare della manifestazione organizzata dall'ASP Multiservice Grazia di Caro, gestione e servizi guidata dal presidente Giusy Amato, è stata creata un'apposita app che consente il tracciamento dei partecipanti, oltre a partecipare l'utilizzo del Green Pass obbligatorio. Marcello Giavarini, ex presidente dell'Acragas, imprenditore molto affermato anche all'estero, confermando la grande sensibilità e la passione per lo sport che lo contraddistinguono, ha contribuito alla realizzazione dell'evento insieme a Giusy Amato e Salvo Amato, investendo in competenze, tempo, passione e impegno. In particolare il delegato provinciale ENAC di Agrigento Salvo Amato ha fortemente voluto che tale iniziativa si svolgesse nella città di Licata nell'ambito della campagna di sensibilizzazione nazionale ENAC Ripartiamo insieme. L'organizzazione di tale evento sportivo ha visto anche l'adesione del CSN, Centro Sportivo Educativo Nazionale di Roma.